piogge e rischio neve per la settimana prossima. Il meteo annuncia una tregua. Quali le previsioni per le prossime ore e per i prossimi giorni? Ci dice tutto Alessandro Marcon, il nostro esperto di Nord-Est Meteo. Buonasera, ci apprestiamo a vedere le previsioni del tempo per il giorno di Natale. Nella mattinata di domani, nell'altopiano di Asiago tornerà dopo giorni e giorni di pioggia la neve e questa cadrà attorno ai 1200-1000 metri, in abbassamento del pomeriggio ai 500-700 metri. In tutta la pianura veneta invece le precipitazioni risulteranno di moderata intensità, mentre nel basso Veneto saranno di debole intensità. Nella serata le precipitazioni inizieranno a diventare nevose, quindi pioggia mista neve in tutta la pianura veneta, questo nel termine proprio della serata, accompagnata da venti forti di bora. Nella notte invece le precipitazioni potranno assumere carattere nevoso in tutta la pianura, con accumuli possibili nell'ovest vicentino e nel sud-ovest del Veneto. Per San Silvestro invece le previsioni sono ottime. Dal giorno 27 avremo un campo di alta pressione che dominerà in tutto il nord-est italiano, quindi le temperature saranno in leggero rialzo termico in quota, in abbassamento nelle pianure dove saranno possibili delle nebbie, ma l'importante è che la serata di San Silvestro sia con bel tempo.